Sono tante le emergenze che il neosegretario provinciale della CGIL di Agrigento, Alfonso Buscemi, sarà costretto ad affrontare. Temi caldi in una provincia che da sempre occupa gli ultimi posti delle classifiche nazionali, nonostante la stessa abbia avuto pezzi da 90 della politica nazionale e regionale che sono stati ai posti di comando e che ben poco hanno fatto per questo territorio. Emergenze sempre aperte come il lavoro, l'emigrazione dei giovani in preda alla morsa di un'occupazione che non c'è più, vertenze aperte come quella dell'Italcementi, di Girgenti Acque, Hydrotechnic, solo per citarne alcune. Una bella sfida per Alfonso Buscemi. Diciamo subito che è importante avere la consapevolezza del disastro che questa provincia affronta. Noi già ci siamo incontrati come organizzazione sindacale assieme a CISL e UIL, abbiamo fatto la riflessione d'obbligo di mettere sul campo immediatamente, e siamo già partiti, alcune vertenze grosse, le principali, per inaugurare anche un metodo concertativo con la pubblica amministrazione. Noi dobbiamo partire da 4, disastri: quella delle Italcementi, quella della Girgenti Acque e Hydrotechnic con i licenziamenti fatti, quello delle terme di Sciacca e quello del trasporto urbano di Agrigento. Queste vanno affrontate e chiuse e risolte positivamente nell'immediato, per poi tutti assieme creare le condizioni affinché la pubblica amministrazione rilanci gli investimenti necessari. Non è possibile avere il calvario per arrivare a Catania o per arrivare a Palermo, quindi daremo un impulso con le nostre sollecitazioni, con le nostre manifestazioni se serve, per riaprire questi cantieri e portarli a chiusura. All'interno di questo programma naturalmente c'è tutta una lunga serie di cose che vanno affrontate anche per consentire ai privati di fare investimento. Oggi fare impresa in questa provincia è diventato molto difficile, è difficile perché mancano le risorse, è difficile perché per avere autorizzazioni spesso l'imprenditore impazzisce e di conseguenza il territorio continua a impoverirsi sempre di più. Noi abbiamo il CUA di Agrigento che è e deve essere il fiore all'occhiello, dobbiamo evitare che già dopo gli esami di maturità i nostri ragazzi scappano a cercare università per poi perderli definitivamente per la ricerca di lavoro. Il problema dei giovani è gravissimo. Formiamo i giovani e poi vanno via ad arricchire altre economie. Quindi in questo senso il sindacato cosa può fare? Ecco, diciamo che il sindacato, attento a questa dinamica, deve fare in concerto con chi materialmente deve mettere in campo poi quello che è la progettualità che il sindacato si assume la responsabilità di fare. Appunto dicevo, si parte dalla responsabilità di creare le condizioni per farli studiare qui e successivamente con quel tavolo di concertazione tra imprese, pubblico, amministrazione pubblica e sindacati, creare lo sviluppo necessario per evitare di perderli e perderli questa volta definitivamente, perché a differenza dell'emigrazione di 50 anni fa, ormai questa emigrazione diventa definitiva, che condanna il territorio alla morte.